Mentre va la premiazione dei 3000 metri, noi cerchiamo anche di darvi al volo i risultati della 4% quinta serie. Si è corso velocissime. Virginia Capasso, Ginevra Baglioni, Lavinia Capasso, Laura Varesi, studentesca di 30.000 a vincere il titolo, ma andiamo con la premiazione dei 3000 piani maschili. All'8° posto, con il tempo di 10:22:04 per l'atletica Cascina Federica Borgomini. Chiedo scusa a tutti quanti. All'8° posto, con il tempo di 8:50:36 per Roma Sud, Cristian Nardi. Al 7° posto con il tempo di 8:49:57 per il Pugella Sport, Diego Bonetto. Al 6° posto con il tempo di 8:47:84 per il Golden Club Rimini, Brian Schianadura. Al 5° posto 8:47:43 per la studentesca Rieti, Dominique Mulumba. Al 4° posto 8:44:90 per Gestense, Francesco Migoni. Al 3° posto 8:44:19 per la Collection Atletica San Benedetto, Luciano Carallo. Al 2° posto con il tempo di 8:37:00 per la Polisportiva del Paceco, Marco Coppola. E diventa campione italiano dei 30 metri con il tempo di 8:36:97 per il trionfo ligure Picalu Santeria. Il risultato della staffetta serie numero 3 vinta da questi esteri con 49:44, secondo posto Atletica Valdieri Libertas con 49:96, alla terza la Fratellanza con 50:17, al quarto Renassi Cesena con 50:54, alla quinta Vecchio Rostanza Atletica con 50:64, squalificata Atletica Empoli Nizza e non ha finito, Atletica di Colombo Costruzione. E si prosegue senza soluzione di continuità nelle staffette 4% in questo sabato sera di caos.